Allora, ritorniamo a noi. Mi aveva accennato, perché noi chiacchieravamo intanto anche fuori onda, il discorso dell'innovazione, una strada che è stata imboccata, bisogna intraprenderla, andare avanti, lì non c'è problema. Ci sono dei bandi della regione, c'è qualche supporto? Un attimo che leggo il messaggio. Cara Elena, vorrei chiedere ai suoi ospiti se quello che l'Italia sta facendo a livello turistico sia il massimo oppure no. Io credo che in Italia il turismo dovrebbe essere 365 giorni l'anno, perché abbiamo tutto. Rispondete pure alla domanda, poi vediamo appunto se ci sono dei... Vuole rispondere lei, Presidente Schivon? Ma insomma non è una novità che il nostro paese è ricco di materie prime, di arte, di cultura, e quindi sicuramente dopo il dopoguerra noi abbiamo avuto una certa facilità, no, nel proporre quello che era il nostro prodotto italiano, perché lo avevamo praticamente a disposizione senza dovercelo inventare. Oggi secondo me però lo sforzo deve essere maggiore. È vero che il turismo può esserci 365 giorni all'anno, anche in destinazioni per esempio più vocate alla stagionalità. Io sono assolutamente tra quelli che è convinto che la costa veneta per esempio abbia un potenziale di prolungamento stagionale estremamente interessante, un po' come anche il lago ha già saputo fare in qualche modo, abbinando anche il prodotto dell'enogastronomia, cioè non vendiamo solo sole, mare e spiaggia. Questo credo che abbiamo il dovere di averlo capito e forse di girarci anche di 180 gradi e guardare verso un entroterra che ha delle risorse strepitose. E noi abbiamo tutta la parte anche dei nostri colli, no? La parte artistica, quindi durante una vacanza non è detto che si venga solo ed esclusivamente per passare qualche ora sotto l'ombrellone, ma si possono fare anche delle esperienze molto più gratificanti. Bravissimo, delle esperienze, infatti è quello, perché il 365 giorni consente di fare anche delle bellissime esperienze che magari uno sotto il soleone non farebbe, ma può fare in altre stagioni, insomma, quindi quello può essere molto interessante. Presidente, per quanto riguarda i bandi o qualcosa del genere, sì, e anche mi allaccio al PNRR che sì, aveva accennato prima il Presidente, poi gliela rigiro. La situazione, volevo riallacciarmi a quello che ha detto il Presidente, è veramente noi, sia in parte chiamiamola destinazione, dove all'interno ovviamente ci sono gli esercizi pubblici, con questa situazione dell'emozionalità dei club di prodotto siamo già riusciti nella destinazione, parlo anche del lago di Garda, della provincia di Verona, ad allungare la stagione, perché adesso la stagione in questi territori arriva quasi a 8-9 mesi, quindi ogni anno cerchiamo di prendere un pezzettino e di aumentare. Come diceva anche zona Caorle, Jesolo non sono andati male quest'inverno, per quello che dico che siamo uniti, ormai il Veneto è diventata destinazione unica, quello che facciamo da una parte dobbiamo fare dall'altra, e se tutti insieme riusciamo ovviamente a mettere insieme tutte le bellezze che abbiamo, come diceva prima il Presidente, stiamo parlando del Veneto, ne abbiamo quante ne vogliamo, e più abbiamo anche tutte le tipologie di ferie che vogliamo, che parte dalle città d'arte alle bici, alla gastronomia, quindi il nostro territorio è molto ricco, quindi sì, con calma, ma dovremmo arrivare ai 365 giorni, quindi a un turismo annuale. Quello che dicevo nella parte dei bandi, la Regione Veneto sia col post-FES e con altre tipologie di bandi che speriamo dovrebbero uscire a breve, danno la possibilità sia alle strutture ricettive sia agli esercizi pubblici di dare quella parte di innovazione, dando una parte di soldi a fondo perduto. E abbiamo visto che questa situazione è molto attesa, perché noi stiamo vedendo anche dai nostri associati che ci stanno già chiedendo dove poter attingere tramite gli istituti bancari a quella fetta ovviamente che serve per poter fare questi lavori, per poter accedere poi ai bandi. Rinnovare le strutture, che è un aspetto rinnovare importante. Le strutture, come diceva anche lei, per dare ovviamente qualcosa di innovativo, qualcosa di emozione nuova, perché come dicevamo dobbiamo dare questo, perché come dicevamo il turista vuole vivere di emozioni, e anche la location, e anche l'arredamento, anche tutta la situazione ci sta portando a questo. Poi facendo i lavori noi spieghiamo anche ai nostri operatori, non solo facciamo il locale più bello, perché facendo tutto nuovo andiamo a renderlo anche più sostenibile, perché adesso partiamo anche dai consumi, dall'energia, da tutto. Se facciamo una bella cosa nuova, questa ci dà un aiuto a noi a poter gestire al meglio l'ospite, quindi, e ovviamente fare un bene anche al territorio, perché andremo a consumare meno energia, andremo ovviamente a cercare altre situazioni per portare, come dicevamo prima, sempre una maggiore fruibilità da parte del nostro ospite nei nostri esercizi. E come diceva lei, siamo andati anche in giro, e questo, come dicevo, è giusto che come FIP ogni tanto facciamo dei webinar su, come dicevamo, come si sta evolvendo
la ristorazione nei paesi vicini a noi, però da questa cosa che noi vediamo, ovviamente da qualche cosa là dobbiamo imparare sulle tecnologie e situazione, sulla cultura e sul cibo di una certa qualità. Penso che noi su Italia sia molto difficile e possiamo insegnare agli altri. Siamo messi bene, per fortuna siamo messi bene. Presidente, a proposito, non l'ho neanche chiesto, flussi turistici come sono andati? Allora, usciamo da una stagione balneare 2022 significativamente positiva, devo dire, con valori estremamente interessanti sia in termini di presenze che anche in termini di ADR, cioè il prezzo medio complessivo. Abbiamo affrontato una stagione in montagna, devo dire, positiva, che comunque sta continuando adesso, ci avviciniamo al periodo delle settimane bianche, quindi tutto sommato i segnali che mi arrivano dalle nostre territoriali di quelle aree sono assolutamente positivi, il che fa ben sperare anche da quello che stiamo registrando in termini di domande e di prenotazioni in entrata, anche e soprattutto da un mercato estero che c'era mancato in fase di pandemia. Io però vorrei dire su questo una cosa importante. Il mercato estero è significativo perché per il Veneto il mercato estero, soprattutto la geografia della nostra regione, ci consente di avere un mercato di prossimità europeo che usa il mezzo proprio perché il traffico aereo ancora è molto costoso. Ma c'è anche un mercato italiano che secondo me abbiamo forse negli anni un po' trascurato e vale la pena un po' come dire, riconsiderare, perché è vero che gli italiani in questi 2 anni hanno riscoperto le bellezze dell'Italia, ma devo dire che anche gli operatori hanno riscoperto un turista italiano che forse avevano dato per scontato e che invece ci ha dato grandi soddisfazioni e una grande mano. Quindi lavoreremo con diciamo, l'attenzione su 2 ambiti, mercato internazionale con segni estremamente positivi e con una finestra temporale di prenotazione che sta tornando alla normalità, cioè nei tempi di programmazione prevista, perché nel Covid eravamo molto sottodata. È un mercato italiano che storicamente prenota un po' più tardi, ma c'è, ha saputo apprezzare quello che è stato offerto in quest'anni, lo ha anche in qualche caso riscoperto, perché era abituato magari ad andare in mete internazionali obbligatoriamente nel Covid, è stato in Italia, ha riscoperto delle realtà estremamente positive, quindi riconfermando le prenotazioni anche per la stagione 2023. Ma è un turista diverso l'italiano? Beh, certamente è un turista a volte anche un po' più esigente. Infatti, questo me lo dicono te. Ma questo deve essere anche da stimolo, no? Per quanto ci riguarda. È un turista sicuramente più esigente, abituato insomma al comfort certamente di un certo tipo, ma ben venga, cioè questa è la direzione verso la quale noi dobbiamo andare. Io credo che comunque, guardi, anche se parliamo di tedeschi, di austriaci o di svizzeri, non è che puoi vendere adesso tutto quanto come era facile vendere una volta, cioè oggi devi veramente avere nel tuo panel di servizi e di prodotti che vai a erogare un significativo ed evidente livello di qualità. A volte lo conoscono più loro di noi, quindi dobbiamo essere preparati anche su questo. No? E i numeri della ristorazione, sì, dei pubblici esercizi, ristorazione, come sono andati? Come stanno andando? Perché poi ristorazione è anche il fine settimana, come anche gli hotel, perché tanti magari spezzettano le proprie ferie con il fine settimana. No, i numeri, come dicevo, sono positivi. Il problema è che dobbiamo sempre suddividere, chiamiamole a luoghi che sono più consoni al turismo, e lì vediamo dei numeri veramente importanti. Noi ovviamente che abbiamo una visione generalizzata dobbiamo dire che ci sono anche delle zone in cui più difficili, dove ovviamente il turista non arriva, i costi sono paritetici a quelli delle altre zone e lì abbiamo un flusso ovviamente di clientela minore, quindi noi dobbiamo stare attenti, ecco, quando parliamo di chiamiamola ristorazione. Ovvio, la ristorazione sta andando molto bene, però dobbiamo sempre suddividere che c'è delle persone che vanno veramente molto bene e delle persone che fanno anche loro una cucina di alta qualità, ma non avendo l'aiuto della parte turistica, anche per loro far tornare i conti non è facile. Però dobbiamo dire, se la guardiamo in linea generale, diciamo che la proiezione anche per l'anno prossimo, vedendo i numeri del turismo, e ovviamente quando il turismo c'è va anche a finire quasi tutto nella parte degli esercizi pubblici e della ristorazione, siamo abbastanza ottimisti e quindi speriamo che il 2023 ci porti, non dico gli stessi numeri del 22 che sono stati eccezionali, perché nel 22, come sappiamo, sia turisticamente abbiamo superato il 2019, che era già un anno veramente buono per la nostra destinazione. La più paura starà diventando nel 2023
nel 2024, scusi, perché ovviamente si andrà sempre più, speriamo, nel dimenticatoio questa situazione di Covid, la gente comincerà a muoversi di più, prende gli aerei, e quindi sta a noi non sederci sugli allori, ma come diceva anche lei prima, grande promozione, grande accoglienza e ovviamente mettere tutte le nostre capacità e le nostre forze per lavorare sempre meglio il prodotto italiano, perché dobbiamo essere sempre più appetibili, perché una cosa, come dicevamo, non possiamo contrastare gli altri sul prezzo, perché ovviamente non per colpa nostra, ma perché abbiamo dei costi sia fiscali che del personale più elevati, però noi daremo degli standard molto elevati sia nella parte di qualità del prodotto che di accoglienza. Assolutamente. Siamo in chiusura, Presidente, l'ultimo proprio velocissimo. Fiera di Caorle che si è conclusa, ci sono prossime manifestazioni, tante relative al turismo, che sono importanti? Come è andata? Ma guardi, io continuo a sostenere che il turismo è un fenomeno sociale di vicinanza, quindi il fatto di incontrare domanda e offerta è anche un elemento di un momento di accrescimento e quindi anche di scoperta di quali sono le nuove innovazioni del settore. Fiera dell'Alto Adriatico, devo dire, quest'anno è andata veramente molto bene, con anche degli appuntamenti della convegnistica su temi molto significativi. Poi abbiamo anche il tema della Bolkestein, abbiamo affrontato anche i temi relativi al settore bancario, no? Con l'incremento dei tassi di interesse e con qualche preoccupazione. Però, se posso dare un messaggio positivo che ho raccolto ultimamente, non si sente più parlare tanto di recessione, cosa che invece fino a 3 mesi fa era un tema che preoccupava molto gli operatori. Quindi anche in quell'ambito, nelle fiere, ho sentito molta positività e questo ci fa ben sperare. Ah, che bello, con una notizia positiva possiamo finalmente chiudere almeno questo appuntamento che ci tenevo, perché è importante avere un po' il polso della situazione turistica, che è un po' l'andamento e anche l'animus delle persone, perché poi chi si muove vuol dire se lo fa ha uno stato d'animo abbastanza tranquillo. Detto questo, io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro a entrambi, perché poi so che siete anche imprenditori del settore, per cui operativi sotto ambi versanti, sia quello di rappresentanza istituzionale che di lavoratori sul campo. Ringrazio voi telespettatori di aver partecipato numerosi con i vostri messaggi, vi auguro un buon proseguimento, la puntata come sempre la potete rivedere in replica nel nostro sito. Grazie.